Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una realtà lontana nel tempo che riguarda appunto la nostra Repubblica, la nostra Serenissima, e che appunto ha trovato così un meccanismo, una gestione corretta di tanti popoli che hanno vissuto nella nostra città. Allora noi abbiamo in collegamento Alberto Tosofei, che salutiamo. Pronto Alberto? Buongiorno Marisa, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Ecco, scrittore, saggista, giornalista, ecco, sei anche personaggio social, Facebook, YouTube, Venezia in un minuto, che ci fai conoscere tanti momenti, tanti episodi della nostra storia, della nostra città. Poi le tue opere, ecco, sono importanti perché sono state tradotte anche in più lingue, vero Alberto? Beh sì, ho avuto questa avventura, insomma, io sono molto felice, insomma, ecco, di poter, ogni volta che posso raccontare Venezia in tutti i modi in cui riesco a farlo. Certo. Allora andiamo a una tematica che spesso ci viene anche posta qua dagli ascoltatori, perché a Venezia secoli fa sono arrivate etnie diverse e che c'è stata una gestione corretta per permettere la convivenza. E quindi partiamo da questo tema, etnie, che qua ce ne sono tantissime, schiavoni, greci, belgi, tedeschi, insomma. Ecco, Alberto, che realtà era secoli fa? Allora, sicuramente Venezia rappresenta una sorta di melting pot internazionale, no? Del mondo conosciuto, parliamo chiaramente dal Medioevo in poi, era una sorta di New York ante litteram rispetto all'immagine che fino a qualche anno fa potevamo avere di New York, quindi con la presenza di persone di diversa provenienza e nazionalità che risiedevano proprio in città, o in genere ognuno con uno scopo, ecco, difficilmente uno arrivava a Venezia senza avere uno scopo, che in genere era lavorativo o commerciale. La Repubblica ospitava, poi lo vedremo anche come, in maniera addirittura proprio molto regolata, queste diverse comunità. È anche vero, insomma, è dimostrato non solo dalla storia di Venezia, ma insito nella storia dell'uomo, che quando tu muovi delle merci e con le merci muovi delle persone, con le persone necessariamente arrivano le parole, i cibi, i saperi, e quindi tutto va a contribuire, a modificare, nel caso di Venezia, quella che è stata indubbiamente una bellissima civiltà nel corso della storia, che ha assunto su di sé poi tutti questi caratteri, e tracce assolutamente evidenti di questa fortunata mescolanza noi le troviamo un po' ovunque oggi, sia nella lingua veneziana che nel cibo, nella toponomastica, poi ci mancherebbe, ma proprio troviamo veramente i segni in città, è anche molto bello andare a cercarli. Anche con i graffiti, penso, no? Che è la tua materia, la tua ricerca. Sì. Troviamo... Ce ne sono di diverse lingue, molto antiche chiaramente, dall'armeno all'ebraico. Li abbiamo trovati in glagolitico, che è l'antesignano del cirillico, in particolar modo è un graffito quattrocentesco. Ce ne sono in turco ottomano, ovviamente, oltre che in diverse anche lingue, diciamo, della penisola italiana, perché poi, per esempio, come ci insegna Francesca Malagnini, che ha studiato moltissimo le scritture parietali dei due Lazzaretti, i bastagi, cioè i facchini, venivano in genere dal centro-nord, avevano proprio un loro linguaggio che somigliava anche al veneziano, ma in realtà era quasi una lingua autonoma, insomma. Ecco. Certo. Allora, hai illustrato, Alberto, la motivazione, quindi per motivi commerciali, oppure qualche volta si dice anche per studio, per motivi artistici. Ecco, arrivavano questi ceppi, queste famiglie. Come venivano inserite, come organizzate nella nostra Venezia? Si tendeva a raggruppare queste persone per un controllo più facile, perché anche tra loro potevano aiutarsi. Alcuni erano costretti a stare in un luogo, come gli ebrei, non lo sappiamo benissimo. Sì. La Repubblica dal 1516 poi istituisce il ghetto, che poi diventa il primo, no, con questo nome a prendere piede, quindi come luogo strutturato di reclusione notturna, quantomeno, con delle regole però anche molto, molto rigide, ma la presenza ebrea a Venezia è molto più antica. E credo che tutti noi ricordiamo il bellissimo cimitero di Praga, no? Che è un bellissimo esempio appunto, no? di come una comunità è stanziale in un luogo al punto da avere un cimitero, e quello di Venezia ha 100 anni di più,
perché mentre quello di Praga è del tardo 400, quello di Venezia, del Lido di Venezia, viene istituito negli anni 80 del 1300. È chiaro che dove la comunità seppellisce i suoi morti, lì ha anche casa in qualche modo. Agli ebrei stava di fare gli strazzaroli, cioè di tenere il monte dei pegni. Ancora oggi, no, dentro il ghetto c'è il banco rosso dal colore delle ricevute che davano, e facevano i medici, erano dei bravissimi medici, e prestavano soldi, ma non prestavano soldi perché era la loro vocazione, prestavano soldi perché per una questione un po' ipocrita, siccome nella Bibbia, nel Vangelo è scritto che un cristiano non può prestare soldi con interesse, allora lo si faceva fare agli ebrei, che peraltro non potevano avere nessuna proprietà in città. Però diciamo che anche da questo sistema un po' vessatorio, insomma non era certo un villaggio a vacanze, mettiamola così, però nasce, cioè prende vita proprio anche un incontro culturale. Già nel 600, quindi 100 anni dopo l'istituzione del ghetto, c'è Leon Modena, che è un grandissimo rabbino, che scrive il primo libro in cui si spiegano i riti ebraici ai non ebrei. Cioè ne nasce comunque una apertura e una volontà di incontro, che peraltro perdura ancora oggi, ma che finisce per, come dire, rendere peraltro la comunità ebraica veneziana parte insostituibile di Venezia. Buona parte della cucina veneziana che noi conosciamo, come le sarde in saor, cioè, o i carciofi, i fondi di carciofo, sono probabilmente di derivazione ebraica, per dire, ecco. Okay. E poi parliamo anche di altre comunità straniere, ma fammi fare un passaggio attraverso quelle che noi oggi non consideriamo comunità straniere, no? Ma che ai tempi della Serenissima o facevano parte dei domini o venivano da fuori, nel senso che per esempio noi non credo che riusciamo a immaginare qualcosa di più veneziano della gondola. È difficile. Una cosa più veneziana della gondola è proprio veramente un simbolo. Duro immaginarla. Eppure le gondole non è che le facessero i veneziani, nati doc veneziani de Casteo, erano fabbricate da maestri d'ascia cadorini. Tanto che, per esempio, il più caratteristico degli squeri, cioè i luoghi dove venivano fabbricati, che è quello di San Trovaso, mostra ancora l'abitazione di queste maestranze, costruita in legno, che se qualcuno di voi magari riesce a rimandarlo alla mente, somiglia a una casa di montagna. Perché di fatto lo erano, questi arrivavano dal Cadore, da dove arriva peraltro anche Tiziano Vecellio, che è il maestro massimo della pittura veneziana, che però non era certo nato a Venezia, ecco. Allo stesso modo, per esempio, gli scoacamini, che erano gli insostituibili tecnici della caldaia dell'antichità, quando era obbligatorio peraltro, no, tenere in ordine le migliaia di camini e di canne fumarie per evitare proprio il pericolo di incendi, venivano praticamente tutti dalla Val Camonica e dalla Val Brembana. No, le sete erano appannaggio dei lucchesi, le banche erano in mano ai fiorentini e così andando. Anche gli scaeteri, per esempio, i maestri, no, della prestigiosa, rinomatissima scuola pasticcera veneziana, provenivano indifferentemente dai grigioni svizzeri. E quando cade la Repubblica, sul finire del Settecento, molti di loro tornano in gran parte in Svizzera. E forse non è del tutto casuale se l'industria cioccolatiera svizzera nasce ai primi dell'Ottocento. Ecco quante cose che si scoprono. Ma però ecco una cosa, il Fondaco, no? Che è questo magazzino tedesco di altri turchi, eccetera. Perché nasce il Fondaco e chi ha fatto il Fondaco per ospitare sia queste etnie ma anche i loro prodotti? Il Fondaco e più in generale i fondaci, no? O fonteghi, per dirla in veneziano, nascono proprio con l'intento di raggruppare assieme mercanti che hanno la stessa nazionalità, e quindi ce n'era più di noi oggi. Fontego è magazzino proprio, è una parola, peraltro, a proposito di parole che viaggiano, è una parola di origine araba, al-Funduh, che è magazine. Beh, così come per esempio arsenale è un'altra parola di origine araba, da Arsina, no? Che è la casa di costruzione navale. I fondaci veneziani, se voi avete avuto l'avventura, che ne so, di andare al Cairo per esempio e di visitare qualche caravanserraglio, vi sarete accorti che c'è una somiglianza notevolissima, per esempio col Fontego dei tedeschi, che è molto antico e che viene costruito apposta come fondaco, no? La cosa, mentre
che ne so, il Fontego dei Turchi, che viene istituito più tardi, perché quello dei tedeschi è antichissimo, è addirittura proprio 1200, alto medievale, sì. e poi a seguito di un incendio all'inizio del 500 viene ricostruito, ma viene ricostruito proprio con l'intento di ospitare merci e persone. Mentre quello dei turchi, che viene istituito nel 1621, è un palazzo che viene dato loro, modificato, però ha una struttura diversa. Come vi dicevo, i caravanserragli egiziani, per esempio, somigliano moltissimo al Fontego dei tedeschi, dove non stavano solo tedeschi, da un certo momento in poi ci vanno fiamminghi, ci vanno boemi, popoli del nord. mentre in quello dei turchi, per contro, vanno i sudditi dell'impero ottomano, e quindi nei primi tempi, prima dell'istituzione del Fontego, quello che conosciamo oggi, che è diventato il Museo di Storia Naturale, erano in una locanda a Rialto, all'Angelo, e c'erano anche croati, cioè non era una questione religiosa, era una questione proprio di cittadinanza e di nazionalità, tanto che a Venezia c'erano anche il Fontego dei persiani, che stava proprio di fronte al Fontego dei tedeschi, oggi è stato abbattuto, e quello degli arabi, che a quanto si sa, insomma, a quanto si dice, quantomeno, stava a Cannareggio, ecco. Proprio a dimostrazione che non era un problema religioso, cioè i mercanti non venivano suddivisi sulla base del loro credo religioso, ma sulla base della nazionalità. Certo. Ecco, allora poi abbiamo, guarda, ci arrivano già dei messaggi, avete parlato di schiavoni, ecco, può chiedere al suo ospite chi si intende per schiavoni, questo nome così. Ci arriviamo subito, sì. Perché abbiamo parlato di nazionalità, sì. E attraverso questo possiamo subito scivolare verso, per esempio, le scuole, no? Sì, le scuole di devozione, che erano centinaia in città e che erano riservate, che ne so, a chi faceva lo stesso mestiere, per esempio. Poi c'erano le scuole grandi, no? Che erano riservate a quella alta e altissima borghesia cittadina. Vi era poi una terza categoria di scuole, che erano proprio le scuole nazione. Sì. E c'era quella degli albanesi, per esempio, che era in Campo San Maurizio. Ancora oggi c'è un grande bassorilievo nella calle che va da San Maurizio a Santo Stefano. Se alzate gli occhi, c'è ancora un grande bassorilievo che mostra Maometto II che cerca di impadronirsi della Rocca di Scutari, ma non ce la fa perché è difesa dai veneziani. E lì gli albanesi, che hanno anche una calle degli albanesi, che è proprio attaccata a San Marco, no? Avevano la loro scuola di devozione. Altra scuola importantissima, che non ha mai, è l'unica scuola che non ha mai interrotto le proprie attività dalla caduta della Repubblica in poi, così arriviamo anche agli schiavoni in un attimo, è quella dei Dalmati. No? La scuola di San Giorgio e Trifone è una scuola nazione, e i Dalmati erano gli abitanti della costa della Dalmazia, quindi della Dalmazia latina, da non confondersi appunto con gli schiavoni. Gli schiavoni che venivano dalla Slavonia, no? Quindi dalle zone dell'interno, no? Delle attuali zone della Croazia, della Serbia, no? Della Bosnia, e erano i fedelissimi soldati della Repubblica Serenissima, no? Che poi danno il nome alla riva, quella che da San Marco porta verso Castello, dove avevano la loro caserma, ecco. Questi erano appunto gli schiavoni. Un messaggio ci dice qua: albanesi e greci, ecco, quanti ce n'erano e cosa venivano a fare a Venezia? Gli ascoltatori guardano. Allora, erano tantissimi. Per esempio, c'è un cognome veneto che è Stradiotto. Scorrendo, che ne sono, nell'entroterra, per esempio, c'è questo cognome. Gli Stradioti erano dei soldati albanesi che operavano per conto della Serenissima. Tantissimi cognomi anche che usiamo noi, turco, turcolin, turcato, todesco, todescato, tradiscono delle provenienze, perché anche quello lascia una traccia. La comunità greca di Venezia non solo è stata floridissima, specialmente dopo la caduta di Costantinopoli. Già, ovviamente i greci erano presentissimi sia negli scambi, sia come presenza proprio fisica in città, prima del 1453, quando l'impero ottomano conquista l'impero romano d'Oriente, quindi fa cadere Costantinopoli, Bisanzio, i greci arrivano in massa, arrivano veramente a migliaia, e la Repubblica li autorizza
una cinquantina d'anni più, poco meno, insomma 40, 45, 40, 44 anni più tardi, nel 1498, a costituire una confraternita e poi nel 500 a costruire la loro chiesa che ancora oggi abbiamo, no? Che è San Giorgio dei Greci, che è la più antica chiesa greca d'Occidente. Ed è a tutt'oggi, non è un caso chiaramente, la sede della metropolia in Italia. Cioè il cuore del credo greco-ortodosso in Italia risiede a Venezia, dove c'è ancora una foltissima comunità greca. Nella lingua proprio, per esempio noi a Venezia, ma come in Veneto, la forchetta la chiamiamo piron. Sì. No, certo, mentre il nome italiano deriva dal latino, che è furca, noi invece la chiamiamo piron perché è piruni dal greco, bombaso, il cotone, oppure loro chiamano il falegname marangos, da noi era marangon, il magazzino magazì, la cucina cusina, per dire, no? In greco. La campana marangona ancora. Sì. E in un secolare proprio dare e avere, no? Nel quale a volte, per fortuna aggiungo, è veramente difficile stabilire chi abbia dato cosa a chi. Quindi in un continuo scambio di ricchezze con i greci, così come con le altre comunità, che ha finito per rendere Venezia quello che è, insomma. Città. Perché in tutto questo viaggio stiamo tralasciando, mi pare, gli armeni. Appunto, anche loro importanti, sono una comunità certo. molto presente, molto antica, anche loro con un cimitero che era sull'isola di San Giorgio, da tempo veramente immemorabile. E per esempio, a proposito di graffiti, esistono numerosissimi graffiti in armeno antico sulle colonne esterne della Basilica di San Marco, e hanno anche loro lasciato traccia sulla toponomastica cittadina. Hanno una chiesa all'interno della città, che è Santa Croce degli Armeni, a un passo da San Marco, che è del 1400, insomma, si inizia a edificare nel XV secolo. Ci sono ancora armeni, ci sono ancora armeni a Venezia. E come no? Non so, tutto ciò va aggiunto appunto che la comunità armena, per esempio, possiede un'isola intera, che è quella di San Lazzaro. Sì, giusto, sì. E nel 1715 Mechitar di Sebaste ci fonda una congregazione. È un centro culturale mondiale dell'armenismo che risiede fuori dell'Armenia. Pensate che la prima bandiera nazionale armena, cioè dell'Armenia come stato indipendente, viene disegnata tra le mura di San Lazzaro a Venezia. Quindi è proprio un luogo per gli armeni, un luogo importantissimo. Certo, quindi l'elemento religione, Alberto, non è mai stato determinante, non ha mai creato problemi, quindi era vissuta nel privato e quindi non si manifestava, non era oggetto Diciamo di sì, nel senso Venezia era ovviamente uno stato a vocazione cristiana cattolica, sicuramente, tanto che voglio dire vanno a combattere le crociate, però per esempio quando la quarta crociata non è che vanno proprio in Terra Santa, no? Si fermano proprio a Costantinopoli, la conquistano, siamo molto laici. Venezia viene scomunicata più volte, noi ricordiamo l'interdetto, quello di Paolo Sarpi del 1606-607, era per esempio mal vista dal papato proprio perché commerciava per esempio con i musulmani, e il commercio era la vita della città, no? Pensate che appunto dopo l'istituzione del Fontego dei Turchi, anche quando si era in guerra con l'impero ottomano, un turco in città non poteva essere non solo toccato, percosso, ma nemmeno offeso, si andava proprio in galera, perché quelli che arrivavano erano ricchissimi mercanti che portavano l'infa vitale alle casse dello Stato. Se pensate, in linea generale da Oriente arrivavano soprattutto le spezie, mentre dal nord arrivavano i pellami, l'argento, no? E altre categorie merceologiche, ma le spezie sono state il vero oro di Venezia. Pensate che la paga media quotidiana di un operaio nel 500 era l'equivalente di 3 chiodi di garofano, un giorno intero di lavoro, insomma, ecco. Questo per darvi la dimensione anche degli affari, ecco. E poi c'era comunque una grande tolleranza, questo sì. Nel senso che noi abbiamo perduto purtroppo le prove documentali,
ma a quanto pare proprio all'interno del Fontego dei Turchi esisteva una piccola moschea dove i mercanti ottomani appunto avevano la possibilità di pregare. E recentemente sull'isola del Lazaretto Nuovo è stato scoperto anche un cimitero musulmano, perché appunto queste persone che stavano in quarantena, qualcuna prima o poi moriva, insomma, e quindi mica poteva essere rimpatriata, e quindi uno spazio dell'isola fu riservato per la sepoltura a queste persone. E abbiamo già visto che gli ebrei seppellivano i loro morti al Lido, gli armeni, che comunque pur essendo cristiani hanno un loro rito, li seppellivano a San Giorgio. Chiaro che, come dire, ogni comunità aveva appunto il proprio credo e anche i propri riti fino ai riti funerari, insomma. Certo. Ma la chiave, diciamo, di questa convivenza si chiamava rispetto, penso che là si giocava un po'. Si chiamava rispetto, certo, appunto, che la Serenissima poneva per forza, insomma, delle regole, ma insomma non è che oggi siamo privi di regole, non so, abbiamo forse una maggior libertà di movimento, ecco, ma non... e anche di culto. Erano regole che erano normalmente, chiaramente, insomma, rispettate e aiutavano alla convivenza. Era una convivenza che poi conveniva a tutti, chiaramente. Avevano interesse loro dal punto di vista commerciale, ma era anche una società che offriva sicurezza, garanzia e anche benessere, perché insomma in queste comunità vivevano bene, a quanto pare, questi fondaci, insomma. Ma sai, arrivavano, allora, a parte le maestranze, ma i mercanti che accedevano al Fontego erano normalmente molto ricchi. Anche le famiglie tedesche, che vivevano nel Fontego, come i Füger, i Kolb, erano famiglie di ricchissimi banchieri tedeschi, proprio erano straricchi, insomma. Quindi è chiaro che la Serenissima aveva tutto l'interesse a favorirne un risiedere pacifico, ecco. Certo. Allora Alberto, andiamo un po' anche a quelle che sono le invenzioni di questa Venezia, perché la troviamo. Lo specchio, poi ancora abbiamo le sale da gioco, poi cosa mi viene in mente? Vabbè, sì. Qua veramente c'è una sfilza tutte le primogeniture, insomma, ne abbiamo per fortuna parecchie, nel senso che Venezia arriva prima di tutti un po' dappertutto, perché c'è, che ne so, tu hai nominato lo specchio, che viene inventato a Venezia nel 1540, prima non esiste, prima ci sono dei metalli molto lucidati, ma lo specchio come immagine, cioè come superficie vetrosa, insomma, riflettente, nasce a Venezia nel 1540 e ancora è un grandissimo business, perché pensate che un piccolo specchio veneziano con una cornice d'argento sul finire del 500 costava l'equivalente di 3 dipinti di Raffaello. Caspita. Era un grandissimo affare. Mi risulta che i cristalli sono stati proprio inventati a Venezia. Scrive qui un ascoltatore. Il cristallo veneziano, che è vetro sostanzialmente, e viene inventato, cioè che è la trasparenza del vetro, viene inventata a Venezia. È Barovière che lo inventa, il papà di Marietta Barovière, che è poi l'inventrice delle perle, Angelo Barovière, e riesce a scoprire come in realtà decolorare il vetro. Il vetro, così come noi, il vetro, perché per esempio le bottiglie di birra in genere sono marroni o verdi, non è che è una scelta cromatica casuale, è che escono fuori così con un vetro che costa poco, cioè con le componenti di base per fare il vetro. Il colore naturale del vetro è quello. Angelo Barovière trova la formula per renderlo trasparente. Diciamo che chimicamente, tecnologicamente è una decolorazione, e però questo ancora una volta cambia la storia, perché insomma avere la leggerezza, la trasparenza, dei vetri veneziani era un must per qualsiasi, non solo casa regnante, ma per qualsiasi alto borghese d'Europa, e anche questo per secoli è stato un grande affare. Certo, e poi abbiamo anche altre invenzioni. Mi veniva in mente il punto e virgola, il punto e la virgola, è invenzione veneziana, mi pare. Allora, sì, peraltro di un laziale, nel senso che se noi scriviamo come scriviamo, quindi con il punto alla fine della frase, la virgola per prendere un attimo di respiro, l'accento, l'apostrofo nei luoghi in cui ci vanno,
lo dobbiamo alla grande epopea della stampa veneziana. La Sì. punteggiatura già esisteva, perché esisteva Ah. già dai tempi dei Romani, insomma, Sì, 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 però sì. viene, scusate il gioco di parole, messa a punto a Venezia tra la fine del 400 e i primi del 500. E in tal senso, per esempio, il principe indiscusso della stampa veneziana è Aldo Manuzio, no? Sì, 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 Che era sì. di Bassiano, quindi era Sì, 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 laziale. sì. A Venezia trova modo e forma per mettere in atto le sue idee, le sue intuizioni. Mette a punto il libro tascabile, no? Perché i primi libri a stampa sono grandi come i grandi codici, Sì, sono sì, enormi. enormi. E lui è uno dei primi, non è il primo, ma è uno dei primi, come dire, che riduce il libro a un ottavo e lo rende tascabile sostanzialmente. Inventa lui il punto e virgola, Sì. no? Il punto e virgola appunto è una divertente e simpatica invenzione veneziana, e per esempio inventa il corsivo. Lui chiama un Griffo, che è un bolognese, e gli chiede di rendere un po' obliquo il carattere romanico, e lo usa per stampare i suoi libri. Perché lo fa? Perché Esebeo sicuramente c'era sempre comunque un'attenzione anche agli aspetti estetici, ma lo fa perché così consuma meno carta, e carta costava un botto, no? E Certo. quindi ancora, no, è invenzione asservita comunque al commercio e all'industria. Essendo lui l'inventore del corsivo, non è un caso se il corsivo in tutti i computer del mondo si chiama Italic. Bravissimo Alberto, ci fai conoscere Venezia come noi non la conosciamo, Ma no, ma tu che sei grazie a voi veneziano. che chiedete, che siete curiosi Ma certo, e ma che la riusciamo a storia, divertirci assieme. ma la storia è bellissima, anche perché insomma c'è una grande storia secolare, tutta da conoscere. Grazie Alberto, grazie. Grazie a te Alla Marisa, prossima. grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Benissimo, alla prossima, buon pomeriggio Alla Alberto, ciao, prossima, ciao, buon ciao. pomeriggio.